Allora, buonasera, benvenuti al 13° Taius, Aperitivi con il Giurista. Come sapete è una iniziativa del Dipartimento di Scienze Giuridiche che è finanziata con i fondi del piano strategico, quindi dobbiamo sempre ringraziare il nostro Ateneo che ci appoggia ovviamente anche economicamente e ci consente proprio di organizzarlo. Questa sera abbiamo qui con noi Veronica Ganzitti, io le do ufficialmente il benvenuto come facciamo sempre dandole la maglietta del Taius che dovrà indossare a Londra, se era stata costretta. E stasera è una serata un po' complicata, nel senso che abbiamo un sacco di cose da fare insieme qui, ma soprattutto abbiamo deciso di cambiare il format, di invertire la parte relativa all'azio interrogatoria, quella che di solito curano gli studenti, di anticiparla, perché la volta scorsa abbiamo avuto ospite il professor Marco Boracetti che ci ha tenuto un pochino per le lunghe, quindi molti studenti sono stati fino alle 8:30, non hanno potuto fare la loro domanda. Allora a questo punto abbiamo deciso di aprire Francesco ed io e poi di lasciare la parola agli studenti. Francesco mi accompagna anche questa volta, mi affianca. Francesco Deano è un professore del nostro dipartimento, Buonasera professore a contratto di diritto dell'Unione Europea. Tra l'altro sono stati, lo vedremo dopo, anche compagni di dottorato, Francesco e Veronica. Compagni di avventura e non di sventura. No? Iniziamo subito con i saluti. Se non ho capito male, Julian ci porta i saluti della Casa della Contadinanza che ci ospita. Questa location bellissima, è già la seconda volta che ci accolgono. Grazie. Buonasera a tutti. Buonasera. Ragazzi, buonasera a tutti, siamo lieti di ospitarvi qui in Casa della Contadinanza, per noi è un piacere. Dopo finito il convegno abbiamo un aperitivo fuori, bello all'esterno. Grazie a tutti e buona continuazione. Grazie a lei. Come al solito chiamiamo un rappresentante dell'ELSA, un membro ovviamente del consiglio direttivo, in questo caso Silvia Sbaitz, che ci porta i saluti dell'associazione che ci dà sempre il patrocinio. Buonasera a tutti, io faccio parte del direttivo ELSA e ci sono anche altri miei colleghi. La ELSA è un'associazione di studenti di giurisprudenza e siamo qui presenti anche per comunicarvi i prossimi eventi che ci saranno. Dal 3 al 6 maggio ci sarà un festival sulle fake news, incentrato sulle fake news e avente ad oggetto comunque vari ambiti, quali le fake news in alimentazione, all'interno dal punto di vista giuridico, economico, sociologico, e quindi siete tutti invitati. A breve faremo il lancio ufficiale e poi al termine di questo incontro alle ore 20 siete tutti invitati, molto numerosi. Alle ore 20 al Gustalo, bar in via Manin, ci sarà un informal gala offerto dall'associazione. Grazie. Grazie Silvia, anche per questo cercheremo di fare tutto in un'unica soluzione in modo da arrivare intorno alle 19:20 all'aperitivo fuori, in modo che poi possiate andare all'altro momento conviviale, diciamo così. Devo partire subito con i ringraziamenti di rito. Ringrazio ovviamente Marta Procuda, la dottoressa Procuda, che è il mio braccio destro, sinistro, fa tutto lei, mi aiuta tantissimo nell'organizzazione. Evelyn che supporta Marta, che supporta me, quindi abbiamo una catena di montaggio abbastanza numerosa. Devo ovviamente ringraziare Sveva Gregori, finalmente dico bene il cognome, e Marta che stasera ci aiutano nelle riprese, proprio perché poi il video, come sapete, viene messo anche su YouTube. Questa sera abbiamo anche una cosa un po' diversa, nel senso che abbiamo un nostro studente, Federico Lovison, che come sapete ha presentato proprio poco fa un volume che ha curato lui, dal titolo L'invasione, storia della Brigata Errante. Allora ho piacere che venga qua con noi, ci racconta un pochino di come è andata questa presentazione. Anche a te Federico la maglietta del Taius, questa, ok? Buonasera. E grazie dell'invito che mi è stato rivolto, grazie a tutti quelli che l'hanno permesso. È un po' strano in effetti trovarsi qui e parlare di un tema diverso, però è un tema che mi appassiona. Non tanto il tema della Grande Guerra in sé, ma comunque il tema della storia e della ricerca documentaria. Questo testo, che si intitola L'invasione, storia della Brigata Errante, è il diario di guerra di Valframo di Spilimbergo, un friulano nato a Udine nel 1892, che ha fatto una carriera militare e ha partecipato alla Grande Guerra, in particolare in un episodio specifico, cioè quello della ritirata di Caporetto. E di questo periodo, che l'ha segnato in maniera drammatica, ha voluto lasciare uno scritto che nel corso della sua vita non voleva fosse pubblicato. Oggi, a seguito della sua morte negli anni '80, 100 anni dagli eventi che sono stati narrati, questo testo trova pubblicazione. E di per sé
Il testo non va letto, come dicevo prima, come una cronaca di fatti, una semplice narrazione di eventi che comunque contribuiscono ad aumentare la conoscenza di alcuni momenti specifici di quell'evento bellico. Ma lo stesso Valframo nella premessa di questo testo dice che il libro va letto con passione e va letto nello spirito dei giovani che vi parteciparono all'epoca. E in quello stesso spirito questo testo, se lo vorrete leggere, a distanza di 100 anni comunque trasmette sentimenti ed emozioni ancora vivi e attuali, e lo è capace grazie ad uno stile di scrittura anche abbastanza poetica, alternato a momenti concitati del conflitto, in cui lui è capace di trasmettere questa emozione. Il libro in effetti è una serie di immagini che comincia dal buio del conflitto per passare piano piano fino ai momenti di riscossa e anche di redenzione per i soldati con la vittoria del Piave poi nel 1918. E in tutto questo percorso dal buio alla luce, a seguito di suoni, l'incalzare di una marcia particolarmente pressante e difficile nel freddo, nel fango, fino ad arrivare alla vittoria finale, Valframo lascia la sua testimonianza, e la sua testimonianza, come ripeto, e il mio augurio per voi questa sera è che queste pagine, come lui stesso ha detto, arse della luce dell'emozione, possano, grazie alle letture di noi oggi, trovare nuova luce. Quindi questo è il mio augurio, e queste pagine con la vostra lettura trovino ancora la possibilità di illuminarsi della luce dell'emozione. Grazie. Grazie Federico. Oltre a Federico ringrazio tutti gli studenti che partecipano attivamente all'organizzazione del TAIUS, li vedete con le magliette del TAIUS, faranno le domande più tardi, sono studenti sia dell'ELSA ma anche studenti che non appartengono a questa associazione che si mettono proprio a disposizione di questa organizzazione e preparano con noi qualche settimana prima l'evento. Veniamo alla nostra ospite, Veronica Ganzitti. Probabilmente sapete tante cose già di Veronica, anche perché la stampa è sempre stata molto attenta a tutto quello che hai fatto. Veronica si è laureata da noi, qui proprio a Udine, ha, come ricordavamo prima, anche frequentato il corso di dottorato qui da noi, ha conseguito quindi il dottorato di ricerca in diritto comparato e diritto dell'Unione Europea, con curriculum però specifico in diritto dell'Unione Europea, come Francesco, giusto? E dopodiché però hai iniziato una carriera che possiamo definire internazionale, perché hai avuto diverse esperienze all'estero, anche se alcune le hai avute anche qui, tra l'altro visto che sei stata anche consulente legale della Danieli, quindi insomma sul territorio molto presente. Dopodiché sei stata a Bruxelles, a New York, poi lo vedremo con i ragazzi con le domande, e adesso sei a Londra. Iniziamo con la prima domanda che noi facciamo sempre al nostro ospite del TAIUS, ovvero sia perché e come mai hai scelto di iscriverti alla facoltà di giurisprudenza? Ma questa è una domanda difficile. Non ricordo, no, sicuramente nel mio caso forse sono stata anche un po' influenzata ai tempi, avevo un papà che aveva studiato legge, una sorella che aveva studiato legge, quindi in qualche modo, sì, ma in realtà poi tutti hanno fatto cose diverse. E quindi sicuramente ecco, c'era aria di diritto in casa mia, quindi un po' influenzata. Poi devo dire che io sono cresciuta guardando Ally McBeal e leggendo Grisham, quindi anche questo ha contribuito decisamente. E no, sicuramente ecco, avevo questo interesse per il diritto e ho iniziato, e devo dire strada facendo mi sono appassionata, perché io onestamente devo dire che ho fatto i miei 5 anni di giurisprudenza con a volte un po' di sofferenza, ma con grande passione, con grande entusiasmo. Finalmente è la prima ospite che ha scelto coscientemente giurisprudenza, convinta, siamo contentissimi perché finora tutti ci hanno detto ma ci sono subito un po' per caso. Non posso dire totalmente convinta, devo anche ammettere che mi sono iscritta un po' all'ultimo, forse anche in ritardo, quindi c'è stato un momento di... Però no, sicuramente lo desideravo, non ero completamente cosciente di quello che avrei trovato nel mio percorso, di quello che mi sarebbe aspettato, di quello che studiare giurisprudenza avrebbe significato, però diciamo c'era... Ma è una scelta che mi faresti? Allora, quando incontro dei ragazzi oggi che mi chiedono Veronica, devo decidere cosa fare, sono indeciso, non lo so, mi dicono fra economia e giurisprudenza, oppure devo studiare giurisprudenza, oppure fra giurisprudenza qualcos'altro, la mia prima battuta è no, non fare giurisprudenza.
poi mi prendo il tempo per respirare e generalmente faccio una correzione, e dato che mi piace generalmente dire che onestamente rifarei tutto quello che ho fatto finora perché sono molto contenta del mio percorso, sicuramente consiglierei di fare giurisprudenza, sì, lo consiglierei. Beh, a questo punto però la domanda successiva è il dottorato invece, come esperienza la rifaresti? Questa è stata una scelta più consapevole forse, quella del dottorato, oppure anche lì eravamo abbastanza, ci siamo buttati abbastanza, no? Sì, ma un po' bisogna sempre buttarsi, ecco, nelle cose. Prima ne parlavamo, no? E stavo dicendo, sta iniziando il mio 5º anno a Londra, se qualcuno me l'avesse chiesto 7 anni fa, di Londra o di cosa avrei fatto nel futuro di lì a 2 anni, non avrei mai pensato di essere a Londra, di ritrovarmi in quel contesto, eccetera. Quindi un po' in tutte le cose, ecco, bisogna cogliere il momento esattamente, e buttarsi. Sicuramente a suo tempo è stata comunque una scelta coscienziosa e presagiva un po' quella che era la mia intenzione comunque di andare fuori dall'Italia o comunque fare quantomeno un'esperienza, una parentesi, ecco, fuori. Questo molto in linea, più che con un preciso progetto diciamo professionale, anche diciamo con la mia in linea con la mia inclinazione, ecco, c'è anche una forte componente caratteriale in tutto questo. Certo. Quindi diciamo che è un progetto territoriale che non settoriale, nel senso faccio il dottorato perché la mia prospettiva è quella di andare vedevo anche come, fuori dall'Italia. Sì, esatto, è anche un modo per specializzarmi in qualcosa che mi avrebbe poi consentito di ecco, anche un po' uscire, fare esperienza di qualcosa di diverso. Ci sei riuscita abbastanza, direi, anche, no? Devo dire di sì, un po' ho esasperato questa cosa forse, anche perché effettivamente noi, in quanto insomma, studenti, ex studenti di diritto, ecco, la legge è una materia che diversamente da altre, tipo un'economia, una medicina, per fare alcuni esempi, non sono proprio discipline universali, quindi la nostra è molto legata a un territorio, quindi da quel punto di vista è anche limitativa, no? Però studiare il diritto dell'Unione Europea in realtà ti consente di staccare un po' da questa dimensione territoriale. Senti, ma proprio perché sei stata all'estero in 3 stati differenti, qua, quali sono stati proprio gli adempimenti burocratici che hai dovuto fare per iniziare a esercitare la professione? Perché non credo sia... Io ho esercitato dopo l'Italia a Bruxelles, quindi in Belgio, negli Stati Uniti e nel Regno Unito, dove attualmente sono. Paesi molto, molto diversi, con regole molto diverse anche per quanto attiene l'esercizio della professione forense, e tutti estremamente, appunto, molto regolamentati e quindi molto complessi, considerato che fra l'altro la mia formazione, il mio background è comunque insomma di civil law, ecco, accedere come dire, prima negli Stati Uniti a un sistema appunto di common law con le sue specificità, per poi approdare a un sistema pur sempre di common law però inglese che a sua volta comunque ha delle specificità, è stato una lotta e un continuo processo di adeguamento, adattamento non semplice. Fra l'altro quando ero negli Stati Uniti io inizialmente approdai in California, ma poco dopo nello stato di New York. Io ho esercitato per lo più a New York City, e devo dire che la particolarità degli Stati Uniti è il fatto che non esiste solo il concetto, anzi non esiste neanche il concetto Stati Uniti, ma esistono le specificità dei singoli stati, e ognuno ha le sue regole, anche per quanto riguarda l'esercizio delle professioni, quindi i prerequisiti per poter accedere all'esame di qualificazione, piuttosto che partecipare ai master e quant'altro. Io ho una curiosità, sì? Fammi capire, tu sei partita, ma avevi già un contatto o sei arrivata là e hai iniziato là a muoverti? Questo mi piace raccontarlo. No, perché fa venire un po' l'ansia, ecco, pensiero. come dire, ho fatto una scelta volontaria di andare, fra l'altro in un momento in cui
sì, non avevo garanzie e non avevo un contatto, una raccomandazione o qualcosa negli Stati Uniti, fra l'altro scegliendo un paese che appunto sono gli Stati Uniti, che è particolarmente complesso. Basti solo pensare all'aspetto del visto, quindi è proprio difficile poter approdare e restare negli Stati Uniti da semplice, voglio dire, cittadino. Poi per quanto riguarda esercitare anche una professione come quella legale forense, ecco, ovviamente le difficoltà sono finanche maggiori. Io volevo assolutamente provare a intraprendere questo tipo di percorso, quindi sicuramente mi ero in qualche modo preparata, però allo stesso tempo è stata anche una scelta che tra l'altro alcuni hanno considerato quasi folle ai tempi, azzardata. No, ma invece scusami, al di là delle differenze, diciamo, tecniche o giuridiche, ovviamente, che contraddistinguono quei sistemi appunto giuridici, l'approccio alla professione cambia in maniera radicale dall'Italia al Belgio, agli Stati Uniti, a Londra, oppure in base, insomma, a quello che hai visto tu c'è una similitudine, un modo comune di intendere la professione di avvocato anche comunque in un settore particolare come quello, insomma, di cui ti occupi tu, che non è l'avvocato che mette magari l'elmetto, va il lunedì mattina alle 9 in udienza a scartabellare nel piccolo tribunale di provincia. Sì, il cosiddetto avvocato d'affari, dicono. Ecco, l'avvocato d'affari, che è comunque una dimensione già sua particolare. Volevo sapere se hai notato un modo diverso di concepirlo da una parte all'altra dell'oceano e da una parte all'altra. Io ho notato sicuramente c'è una differenza di fondo tra il sistema di civile common law. Poi devo dire che ci sono ulteriori differenze per quanto riguarda l'approccio alla professione e quindi al business, soprattutto sicuramente fra l'Europa continentale, quindi l'esperienza di Bruxelles in questo senso, e l'esperienza inglese-americana. Poi anche mettendo a confronto le due esperienze di common law, devo dire che ho trovato ulteriori peculiarità e quindi diversità. Basti pensare, ecco, alla mia esperienza attuale nello studio dove sono, che è uno studio legale americano. Io però opero dalla sede di Londra, quindi la composizione dell'ufficio londinese è prevalentemente, oserei dire quasi prettamente, inglese, e quindi all'interno del mio stesso studio io posso fare esperienza di questa diversità ed è un aspetto molto interessante, e infatti all'interno dello studio posso anche constatare questa diversità di approccio alla professione fra i colleghi appunto inglesi a Londra e quelli americani che stanno negli Stati Uniti, e infatti non sempre fra l'altro c'è questa perfetta sintonia. Io arrivo dall'esperienza degli Stati Uniti, dove devo dire che l'approccio alla professione legale è estremamente business oriented, e quindi sono anche come dire anche le aspettative nei confronti degli avvocati sono un po' diverse. Non si richiede soltanto un lavoro impeccabile, il lavoro di ufficio, ecco, il lavoro dell'avvocato, ma si richiede ad esempio molto, c'è una grande aspettativa in termini di BD, business development, quindi portare business, il concetto dei numeri che bisogna raggiungere in termini di billable hours, che è il mio incubo, e anche in termini di quanti clienti puoi portare, quindi questi aspetti. E devo dire che è tutto molto, come direbbero loro, challenging, quindi sì, stimolante, però ecco, è anche un elemento di risvolti un po' stressanti, di tensione. Quando sono arrivata a Londra, devo dire che ho notato, pur essendo sempre in un sistema, un contesto di common law, e diciamo
ho comunque, pur essendo in Inghilterra, che sappiamo essere un'altra cosa rispetto all'Europa continentale, però ecco, ho avuto la sensazione di rientrare in qualche modo a casa. Perché ti sei un po' riavvicinata alla dimensione iniziale. Esatto, pur essendo comunque molto diversa, ecco, da quella dell'Europa continentale. Però ecco, l'approccio inglese comunque diverso, molto diverso rispetto a quello americano. Beh, magari gli studenti adesso vorranno approfondire alcuni di questi aspetti che riguardano proprio la tua vita. Allora, facciamo un cambio tecnico di microfono. Ti ricordo questo. sempre di tenerlo vicino perché non sentono il fuoco. E iniziamo con gli studenti. Allora, iniziamo con la nostra azione interrogatoria. La prima studentessa che chiamo è Ludovica Pividori, studentessa del 4º anno di giurisprudenza, socia Elsa. Prego Ludovica. Buonasera. Data la sua importante carriera professionale sia a livello internazionale che a livello europeo, io le vorrei chiedere all'inizio di questo percorso di quale consiglio avrebbe avuto bisogno? O meglio, se lei potesse oggi dare un consiglio alla Veronica Ganzitti neolaureata, quale sarebbe? Quasi mi emoziona a pensare alla Veronica Ganzitti neolaureata, cerco di visualizzarla, ma quasi non la riconosco più. No, in realtà, ecco, magari come dicevo prima, sarebbe stato importante, ecco, magari un appoggio maggiore, ecco, ai tempi, però devo dire che questo in realtà allo stesso tempo mi ha anche dato forza, ecco, nel mio percorso. Un consiglio che darei alla Veronica neolaureata, quindi il consiglio che oggi potrei dare a gran parte di voi, ecco, assolutamente sì, andate fuori, almeno fate un'esperienza, perché secondo me, a me questi anni hanno dato molto, come ho detto all'inizio, rifarei tutto, non solo le strade rettilineo, ma anche i percorsi accidentati e tutte le curve che ho trovato nel mio percorso, anzi soprattutto quelle, perché sono quelle che mi hanno dato di più, sia in termini di formazione professionale, ma anche a livello di evoluzione personale. Quindi sì, assolutamente. Devi avere coraggio di buttarsi. Non avere paura, ecco. Buttarsi. La seconda domanda la fa Silvia Sbaiz, che abbiamo già presentato prima, però studentessa 4 anni di giurisprudenza, tutor del Dipartimento di Scienze Giuridiche e anche direttivo Elsa. Tutto. Buonasera, io volevo chiederle il mondo del lavoro attuale, l'attuale contesto lavorativo, di che cosa ha bisogno e che profilo cercherebbe la vostra firma. Ah, vuol venire a lavorare da voi allora? Sicuramente penso che la nostra law firm, così come il mercato del lavoro in generale, vogliano sempre più, mi verrebbe da pensare, profili comunque che hanno una componente, ecco, internazionale. Decisamente viviamo in un mondo, insomma, la globalizzazione è qualcosa di reale e quindi insomma bisogna prenderne atto, e quindi bisogna anche, come dire, tentare strade nuove. Io ad esempio fino a qualche anno fa avrei pensato, insomma, mi sono laureata qui, pensavo alla professione forense nel senso più tradizionale, pensavo che sostanzialmente esistessero solo quei 2-3 sbocchi, no? Tradizionali, certo. Mi vedevo fare l'avvocato in senso tradizionale, qui in provincia, eccetera. Poi ecco, per una serie di circostanze il mio percorso ha preso un indirizzo diverso e poi è stato tutto un crescendo. Però ecco, ai tempi non avrei neanche pensato che ci potessero essere delle opportunità o anche dei profili professionali o delle competenze, ecco, diverse da quelle classiche. Invece ci sono, e un po' devo dire, sì, c'era un progetto a monte, però un po' ho anche seguito l'evolversi degli eventi. Io sono inizialmente approdata a Bruxelles mi ha aperto un po' la mente, mi ha fatto capire che esistevano altre cose, poi da lì, ecco, c'è stato il rientro in Italia, poi la componente caratteriale, il mio desiderio comunque di fare delle esperienze fuori, allora il mito degli Stati Uniti che ha avuto la sua incidenza, quindi ecco, in tutto questo, ecco, poi ho
acquisito un'expertise in termini di competenza linguistica, competenza professionale, certamente internazionale, fra l'altro maturata sul campo, perché sicuramente il dottorato mi ha dato molto, però ecco, così come quando ci si laurea si pensa di essere arrivati, invece si è solo all'inizio. Lo stesso accade quando si consegue un dottorato, si è in realtà solo all'inizio di un nuovo percorso, e quindi si hanno delle competenze, ma poi in realtà tutto si acquisisce sul campo, e oggi ecco questa questa formazione, questo profilo internazionale, ecco, che ho, devo dire sicuramente è una cosa importante che mi sento anche di consigliare agli altri di conseguire, perché per poi poter appunto scegliere cosa fare, perché essendo fuori da tanto tempo mi rendo conto che in realtà sia da fuori ma anche dall'Italia c'è sempre più questa esigenza, richiesta di profili, professionalità con questa componente, ecco, chiamiamola esterofila. Ecco. No, però è vero, in tutti i settori. Non è... Bene, la terza domanda la fa Valeria Di Cerbo, studentessa del quinto anno di giurisprudenza, direttivo ELSA. Buonasera. La mia domanda è inerente al fatto che trasferirsi in un altro paese, iniziare una nuova vita, sicuramente è un'esperienza eccitante, però può presentare anche degli ostacoli, delle difficoltà da superare. Quindi io avrei due domande tecnicamente. La prima, come è stato per lei trasferirsi in metropoli delle dimensioni di New York e successivamente a Londra? E quali sono le difficoltà che un ragazzo italiano che volesse seguire le sue orme potrebbe incontrare? Grazie mille. Forse è meglio che non risponda, perché se no non lo faresti, però no, tante difficoltà, però ecco, bisogna crederci e bisogna avere tanto entusiasmo e non lasciarsi abbattere, perché veramente le difficoltà saranno tante, ma non lo dico per scoraggiare, anzi sicuramente eccitante, hai detto correttamente. Io appunto, come dicevo prima, l'ho desiderato tanto, e se sono partita anche un po' allo sbaraglio, sicuramente l'ho fatto credendoci, con entusiasmo, perché altrimenti non lo avrei fatto. Però ecco, quando veramente si approda per la prima volta in un paese straniero, lontani da casa, prima di tutto si è veramente soli, e la solitudine si sente, è una cosa reale. E poi ci sono tante difficoltà, cioè prima di arrivare ancora a quelle proprie dell'esercizio della professione legale in un paese estero, ci sono proprio le difficoltà della quotidianità, che non vanno sottovalutate, quindi poi tutto è amplificato, ecco. Però io dico sempre, e tuttora ne faccio esperienza, perché ne faccio tuttora esperienza, e comunque devo dire che questo, insomma, ne parlavo prima con la Silvia, è forse la cosa al tempo stesso più bella e più importante che mi sia capitata, perché mi ha dato tanto in termini di crescita personale, secondo me tira forza moltissimo, difficoltà. Quindi cambia un po' la prospettiva delle cose, e quindi questo nella vita quotidiana, così come poi anche nella professione. Un altro aspetto interessante, ecco, insomma, del mio percorso ad oggi è, prima scherzavo con Francesca, dicevo, ti dispiace se ogni tanto la butterò un po' così sul ridere, perché a me piace prendermi poco sul serio, comunque sono molto autoironica, ed è una cosa che ho sviluppato perché non ero così, e le spiegavo che a me il fatto di andare all'estero, ecco, questo per quanto mi riguarda ha implicato tante cose, e soprattutto mi sono resa conto uscendo che non ero nessuna, ero
piccola in mezzo a tanti, in mezzo all'immenso, e ho dovuto fare un grande bagno di umiltà, e questo mi ha portato anche a sviluppare questa forma di autoironia, per cui mi piace prendermi un poco sul serio e sminuire anche quando gli altri mi riconoscono. Soprattutto a Londra tu non possa sopravvivere senza esattamente, questo mi serve per arrivare alla fine della giornata. Ecco, è un sistema, forse un meccanismo di sopravvivenza che ho sviluppato, però una cosa molto, molto positiva, la vedo in termini molto positivi. Quindi sì, tante difficoltà, però ecco, bisogna vederle come delle opportunità e non abbattersi. Ovviamente ci saranno i giorni in cui si rientra a casa dal meraviglioso studio luccicante di Londra, piangendo. Però il giorno dopo è un nuovo giorno, che lo diceva Rossella Varacchio, ok. Ma poi è bello, non so se a te succede, a me succede a volte di ricordare le prime esperienze all'estero, che allora mi ricordo mi insegnarono parecchio, perché comunque hai paura, sei un po' sprovveduta. Adesso se ci penso ogni tanto mi faccio delle risate incredibili a pensare proprio alle situazioni buffe nelle quali mi sono cacciata inconsapevolmente, quindi alla fine è anche bello avere questi ricordi. Sì, le prime volte, le prime grandi conferenze o riunioni dove forse capivi un terzo di quello che dicevano, ti chiedevano Veronica fai qualcosa e io non ho ben capito cosa mi hanno chiesto di fare, però aspetta. No, comunque, no, è vero, è così, è proprio così, però poi... Bene, sentiamo adesso Giulia Ioan, studentessa del 5° anno di giurisprudenza, socia Elsa. Ho detto bene il cognome perché io ho dei problemi di accenti. Ioan. Buonasera, in parte alla mia domanda lei ha già dato una risposta, perché io proprio volevo chiederle qual è l'impatto che una persona che si forma in un paese di civil law ha nel momento in cui approda in un sistema di common law. Allora, ora le chiederei, potrebbe farmi degli esempi concreti di cosa lei ha dovuto fare per iniziare ad esercitare la professione, ad esempio a New York? Non parlo tanto di adempimenti burocratici o cose simili, ma concretamente lei ha preso sul campo? Esattamente, perché lavorando appunto sulle pratiche, quindi è stato un processo lungo perché bisogna effettivamente conoscere, insomma, il diritto del paese in cui operi, quindi per forza di cose. Io adesso sono nel Regno Unito, inizio il mio 5° anno, mi sono qualificata come solista, quindi sono diventata avvocato inglese, anche perché, come dicevo, 7 anni fa non avrei mai pensato a Londra come diciamo mio approdo, un luogo dove c'è la professione. Un po' è capitato, poi l'ho perseguito quando mi sono resa conto che in realtà era una buona opportunità, e quindi insomma gli anni hanno iniziato a passare e ho ritenuto opportuno qualificarmi, e in questo momento mi vedo felicemente a Londra. Poi non si sa mai, però la vita è imprevedibile, dico sempre. E quindi sì, è stato un percorso comunque sempre anche di studio dall'interno, ecco, dello studio in cui esercitavo, di studio anche per qualificarmi, perché il diritto, insomma, va conosciuto. Io devo dire mi occupo sia di diritto domestico, quindi diritto inglese, sia contenzioso che non, e quindi va conosciuto. Poi ovviamente mi piace molto tutto quello che è internazionale, quindi cerco di occuparmi quanto più possibile di questo, e posso dire anche di usare il mio dottorato perché mi occupo anche di diritto europeo della concorrenza, quindi anche ho gestito alcuni casi molto interessanti, e quindi sono assolutamente positivo, ecco. Alla fine sono riuscita un po' a usare tutto, ecco. Mattia Mirolo, studente del 5° anno di giurisprudenza, direttivo Elsa. Mattia è il nostro fedelissimo. Grazie, buonasera. Volevo chiederle un'opinione. Ormai da anni si parla della crisi dell'avvocatura in Italia e ai confini preme questo mercato globale anche delle professioni forensi. C'è il rischio che un neolaureato o un avvocato, un giovane avvocato che non investa nelle competenze appunto
globali, globalizzate nel mercato europeo, magari resti fuori un po', resti tagliato fuori dal mercato. Ma sicuramente, come dicevo prima, penso che sicuramente la globalizzazione sia un dato reale. Sicuramente un ragazzo che vuole fare un'esperienza all'estero deve in qualche modo acquisire questa forma di specializzazione e creare i presupposti per questa apertura, ecco, in termini di competenze e di preparazione. Fare una scelta diversa, un po' più radicata, ecco, come dire, al diritto nazionale, non penso che equivalga a essere tagliati fuori, ecco, dal mercato del lavoro. Dipende un po' anche dalle ambizioni, dalle aspirazioni personali. Io già a suo tempo, perché nel mio caso è già passato qualche anno, mi sono resa conto che desiderando fortissimamente uscire dall'Italia non avrei pensato così a lungo in maniera necessariamente permanente, ma ho ritenuto ad esempio che acquisire una competenza in diritto dell'Unione Europea internazionale fosse necessario. Lo consiglierei, forse non lo vedo come un'esigenza, però lo consiglierei fortemente. Ilenia Baccega, ho detto bene, studentessa del terzo anno di giurisprudenza, anche lei socia ELSA. Allora, buonasera, in riferimento alle professioni giuridiche volevo chiederle, che tuttora sono considerate un ambiente prettamente maschile, volevo chiederle la sua opinione e anche le differenze che ha riscontrato nell'ambiente londinese e newyorkese riguardo la posizione della donna. È interessante. Devo dire che come donna e come italiana, sia negli Stati Uniti che nel Regno Unito, ho sofferto doppiamente. Sì, perché comunque c'è una certa forma di, non vorrei dire razzismo, però comunque sei lo straniero, c'è una forma di pregiudizio. Quindi questo l'ho vissuto lo vivo ancora da italiana, da straniera in questi paesi. Poi l'essere donna sicuramente non aiuta, e questo era un elemento di difficoltà, come hai messo in evidenza tu, forse anche in Italia, perché è una professione effettivamente che ha forte ancora questa componente, no? Maschile. Lo è anche all'estero. Devo dire comunque che in qualche modo, insomma, la meritocrazia a volte, ecco, ha premiato, ha dato qualche... Forse nel tuo settore lo è ancora di più, perché magari sai, non so, penso, lo dicevamo con un altro ospite del TAIUS, l'avvocata Comand in verità ci ricordava per esempio che molte donne si orientano qui in Italia verso il diritto di famiglia, verso materie non un po' diverse. Nella tua, secondo me, il fatto che tu sia donna pesa un pochino di più, perché la tua è la materia più affrontata, se vuoi, da avvocati uomini. Quindi credo che questo sia ancora più difficile, cioè riuscire ad affermarsi, ad avere un ruolo nella concorrenza, insomma, nei rapporti tra le imprese, cose di questo tipo. Sì, lo è estremamente, infatti, lo è stato e lo è. Ecco, devo dire che ad esempio sia negli Stati Uniti che nel Regno Unito, diciamo, apparentemente c'è una forma di rispetto maggiore per la donna, forse come persona, di conseguenza come professionista, ma questo non toglie che poi effettivamente al lato pratico, l'esercizio della professione, ecco, insomma, il mio settore ha ancora forte questa componente e quindi niente, se ne fa esperienza. Però tu da brava donna friulana, perché le donne friulane, bisogna dirlo, sono hanno molto, sì, ce l'hanno. No, quindi è una cosa che si affronta in qualche modo ogni giorno, però appunto ogni tanto dà anche delle soddisfazioni, perché come dicevo, impegnandosi veramente qualche riconoscimento lo si ottiene, forse in quel caso lo si incassa anche con più soddisfazione, accade di rado, ma... Paola
Paola Marinosci, nostra studentessa, tra l'altro anche lei tutor del Dipartimento di Scienze Giuridiche. Grazie, buonasera. Vorrei chiederle, diciamo più un parere, non è una domanda in sé per sé. Studiare in Italia per lavorare all'estero, molte volte la scelta diventa quasi una necessità. Secondo lei qual è la falla, oppure le falle del sistema italiano, soprattutto nell'ambito delle professioni forensi? Grazie. Ma nel mio caso uscire è stata, non lo so se sia stata una necessità, forse no, è stata più una scelta, però ecco, tu mi chiedi una falla, una lacuna, una mancanza nell'esercizio della professione forense qui in Italia, per come è percepita. Le differenze, insomma, può dare un'opinione vista da occhi esterni, è un contesto diverso da quello italiano, perché molte volte lavorare in Italia è difficile, si dice che ci sono più avvocati a Roma che in tutta la Francia. Devo dire comunque, forse tu prima facevi riferimento alla crisi, no, della professione forense, ecco, dicevi una cosa corretta, ma fra l'altro essendo io fuori da tanti anni, ne faccio esperienza anche all'estero, non è un fenomeno limitato all'Italia, è proprio una crisi della professione, di questo insomma ne facciamo esperienza anche fuori. Devo dire che io ho iniziato a lavorare proprio, penso, noi abbiamo iniziato a fare a lavorare all'inizio quasi della crisi, quindi in un periodo, in una congiuntura, ecco, alquanto spiacevole, e questo ha reso il tutto il mio percorso ancora più difficile in terra straniera, ma vedevo che anche appunto i ragazzi, i professionisti, insomma, americani, inglesi, incontravano molte difficoltà, perché soprattutto nel contesto degli studi legali americani, che insomma anzitempo avevano vissuto tempi d'oro, le cose erano estremamente cambiate, ecco, quando ho iniziato io il mio percorso, quindi si percepiva che la professione era anche fuori una professione sofferente, in crisi, e devo dire che lo è ancora, perché io, insomma, guardando un po' al mercato del lavoro, ad esempio in una piazza come quella londinese, che comunque è una delle più ambite, una delle più vivaci, forse anche più di New York, devo dire, mettendo a confronto le due realtà, comunque ancora vedo questo, vedo, oltre alla difficoltà mia di cui faccio esperienza quotidiana, vedo anche la difficoltà di colleghi inglesi, e vedo un po' come operano queste realtà, questi studi, quindi così come in Italia, neanche all'estero non c'è nulla veramente di garantito, tutto quello che luccica non è oro, quindi insomma, devo dire, ecco, volendo comunque fare un confronto fra l'Italia e l'estero, ecco, io devo dire che ancora mi vedo fuori, e sono convinta del percorso che ho intrapreso. Qualcuno a volte mi chiede: rientreresti in Italia, quindi rientreresti ad esercitare la professione magari in Italia, nel senso che io io da italiano ovviamente sono molto legata all'Italia, non sono una di quelle che dice fuori, quindi l'Italia una delusione, non mi ha dato opportunità, oppure non rientrerei mai, sono anche un po' luoghi comuni, insomma non vedo nulla di positivo e costruttivo in fare questi tipi di discorsi, e quindi diciamo che teoricamente, quando dico che la vita è imprevedibile, lo è veramente in tutti i sensi per quanto mi riguarda, tutti gli aspetti, quindi non escludo neanche, non è un mio progetto adesso sulla carta, ma non escludo neanche di rientrare in Italia, piuttosto mi domando cosa potrei fare in Italia, oppure mi vorrebbero un curriculum che lo troviamo noi, non lo so, ecco, in questo momento se mi chiedessi non mi vedrei, ecco, a fare l'avvocato qui a Udine, ma non lo dico a voce troppo alta, perché quando si dice non farò mai questo nella vita, il giorno dopo te lo ritrovi, ecco, a farlo, quindi non lo so, quindi sì, sicuramente ci sono limiti,
esercito la professione qui, ma ci sono anche fuori e di nuovo penso che anche un po' dipenda alla fine da quello che desideri fare tu. Io proprio mi sono appassionata anche alle materie, alle questioni di cui mi occupo. Ecco, penso che rientrando in Italia oggi, in un contesto come questo, difficilmente potrei occuparmi delle stesse cose. Ecco, in questo lo vedo un po' un limite, quindi sarebbe un cambiamento abbastanza radicale per me, adesso che da qualche anno ormai mi occupo di qualcos'altro. Ecco, non saprei dove trovare uno sbocco qui per questo tipo di competenza e professionalità che ho acquisito, però ecco, non si sa, la vita. Poi ecco, magari possono cambiare tante cose nella vita, no? Anche le proprie esigenze e quant'altro, quindi insomma vedremo, vivendo. Veronica Anese, che è una studentessa però di economia. Buonasera, io sono una studentessa di economia e visto dal nostro punto di vista, lei ci consiglierebbe di entrare nel mondo lavorativo economico inglese oppure esclusivamente corsi post laurea? Grazie. Ma devo dire, ecco, ad esempio tu ti occupi di una materia che, come si diceva prima, è una materia un po' universale, no? E il mercato londinese, ad esempio, è estremamente vivace. Io penso che per una competenza di questo tipo sarebbe sicuramente un ottimo sbocco iniziare quel tipo di percorso un po' prima, quindi magari già in fase di studi potrebbe essere una scelta saggia. Non indispensabile, ma del resto il mio percorso, ma anche se appunto dal lato legale, ecco, lo dimostra in qualche modo, magari si fatica un po' di più, ecco, quindi non è indispensabile, però sì, effettivamente consiglierei di iniziare magari prima, in modo tale poi da essere più preparati e capire meglio come funziona, ecco, il mercato nel caso di specie londinese, ma insomma non necessariamente, insomma tu mi stai chiedendo di Londra, ma comunque devo dire che Londra io la consiglio molto. Tutti mi chiedono, avendo avuto l'opportunità di vivere e lavorare sia a New York che a Londra, che sono forse le due città, i due mercati più ambiti, ecco, mi chiedono tutti il confronto, insomma è inevitabile, sono diverse e simili, ecco, al tempo stesso, ma devo dire io ho lasciato New York con la lacrima, ma quest'anno di poi riconosco che il mio passaggio su Londra è stato estremamente positivo, un'opportunità per me, e quindi Londra in modo particolare la consiglierei. Ribadisco, penso che tu abbia una specializzazione, una competenza, quella economica, che sicuramente ha tanti sbocchi. Sì. Brian Belitz, studente della triennale, diritto per le imprese e le istituzioni. Buonasera, volevo chiederle quanto secondo lei è importante l'aiuto dell'Unione Europea, non tanto per le imprese ma soprattutto per la gente comune, e se poteva farci qualche esempio pratico. Grazie Brian. L'Unione Europea è una grande cosa, io da dottore in diritto dell'Unione Europea credo nell'Unione Europea. Ecco, quindi no, assolutamente importante. Devo dire che io ho proprio una fatta esperienza, ecco, a livello personale, quindi insomma, riconoscimento anche di tutto quello che è stato il mio percorso precedente, e soprattutto, ecco, su Londra, quindi no, è estremamente importante, ha facilitato sicuramente il mio ingresso in un paese, insomma, che il Regno Unito, che è molto, insomma, particolare, e mi ha agevolato, sia pure con tutte le difficoltà a cui ho fatto riferimento prima, ecco, nel mio percorso, anche proprio in termini di nel mio percorso professionale, di crescita professionale. Quindi sì,
l'Unione Europea sì, è importante non solo per le imprese ma anche per i professionisti e ci credo fortemente. Questo un po' forse mi porta a pensare a quello che voleva essere l'argomento, no, del stasera, a questa Brexit che effettivamente ci dà molto da pensare, anche un po' da preoccupare, ma insomma relativamente. Adomako, De Graft. Buonasera. Buonasera. In merito al nostro argomento di oggi, le volevo chiedere se si aspettava questo esito referendario e qual è la sua opinione in merito all'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea. Grazie. Grazie alla Domenico che ci fa da ponte verso la seconda parte. Adesso riprendiamo il timone Francesco e io e entriamo nel vivo della Brexit. Dici tutto. Se ne parlava molto, tutti parlavano di questa possibilità, ecco, di un'uscita, però onestamente nessuno se l'aspettava. Quindi quando mi sono svegliata quel giorno ricordo, sono guardata allo specchio e ho detto e adesso? Mi sono preoccupata lì per lì, ma no, penso che onestamente nessuno se l'aspettasse. Penso che forse la questione Brexit in sé non sia stata, diciamo, affrontata come forse si sarebbe dovuto, anche a livello proprio di istituzioni. È stata forse non presa troppo seriamente, forse proprio perché in realtà non ci si aspettava, non ci sarebbe mai aspettato un esito. Ma quali sono secondo te le cause che hanno determinato questo esito referendario? Perché si è discusso molto di questo sentimento anti-europeista. C'è questo sentimento, però forse insomma, immagino che tutti ci siamo poi informati, abbiamo visto di come i voti, no, fossero distribuiti nel Regno Unito, quindi chi è stato veramente effettivamente favorevole alla fuoriuscita, insomma, si localizza in determinate aree e si capisce che è l'orientamento di una certa parte della popolazione che evidentemente ha effettivamente questo sentimento, ma sicuramente non è quello che pensa un'altra parte del Regno Unito, non è sicuramente quello che pensa una Londra, non è sicuramente quello che pensa una popolazione, diciamo la popolazione più giovane. E devo dire che una cosa. sì. Il fatto che molti cittadini britannici all'indomani dell'esito referendario abbiano dichiarato a potessi votare voterei per il Remain. Effettivamente questo non mi meraviglia, però ecco. Perché non erano coscienti. Non erano del tutto coscienti, secondo me c'è anche stati stata nelle una condizioni. informazione adeguata, esattamente, penso c'è stata anche una lacuna in questo senso, non adeguata preparazione per capire quali sarebbero potute essere le implicazioni di questa Brexit, forse appunto proprio perché non ci si aspettava questo, forse qualcuno che ha votato pensando beh intanto il mio voto non farà la differenza, voglio un po' rompere, no, non sono i presupposti migliori per recarsi alle urne questo, non no? so. Pensare che il proprio voto sia differente, anche se tante volte è un pensiero che no, può essere incluso, ecco. E comunque buoni ragazzi, buoni. Non ho detto niente, hai detto qualcosa? Io non ho detto niente. Io neanche. No. E quindi sì, sicuramente ecco, penso che sia stato un voto non del tutto cosciente. Ma quanto pensi che abbia influito la stampa? La stampa ha avuto su questo un'influenza? Penso di sì. Penso di sì, non so dirti in che misura, ma sicuramente è stato uno degli elementi che ha concorso, ecco, diciamo, nel determinare questo tipo di esito. Ora mi sembra abbastanza evidente che questa non preparazione, mancata preparazione,
si traduca proprio in questo percorso di negoziati che non si capisce bene dove andranno a finire, non era nemmeno chiaro fino a poco tempo fa, forse ancora oggi non è tutto chiaro il percorso, ecco, di per sé in termini di tempistica, modalità eccetera, non ne parliamo poi dei contenuti sostanziali. La sensazione che si apra perché sul piano giuridico non sia chiaro quali saranno le conseguenze. Esattamente, quindi è un po' un esperimento. Beh, già forse il solo fatto di evitare questa situazione di incertezza poteva essere una buona motivazione per votare Remain. Altre che secondo te sarebbero state buone ragioni per evitare questa situazione, al di là del fatto che può anche avere qualche pregio, qualche ricaduta positiva uscire dall'Unione Europea in termini quantomeno di svincolo da certe regole che magari agli inglesi non piacciono tanto, però c'erano sicuramente altrettante, se non di più, buone ragioni per rimanere. Una era questa, il non sapere quale sarà il domani. Sì. Altre. Condivido che sicuramente ci sarebbe, cioè, c'erano maggiori buone motivazioni per restare con l'Europea, come ho detto prima. Io sono europeista di formazione, credo fortemente in questo, quindi a me ha spiazzato non poco questo esito. Come alcuni dicono, alcuni vedono in questa Brexit un'opportunità da un certo punto di vista, considerato che di fatto io mi ritrovo, pur da europeista, comunque nel Regno Unito, e nel Regno Unito si è fatta questa scelta, voglio pensare e sperare che ecco, gli aspetti positivi quantomeno ci sia, ecco, un'equivalenza quantomeno. Non penso, ecco, che ne beneficerà, ecco, il Regno Unito della fuoriuscita. Tuttavia, ecco, mi auguro che non sia penalizzata per questo, perché comunque, ecco, quantomeno all'inizio ecco, si è potuto constatare, ecco, una certa qual forma di penalizzazione. Poi devo dire che adesso tutto sommato la situazione è rientrata in tutta questa grande speculazione intorno a Brexit, a cosa ne sarà del Regno Unito, di tutti quanti noi, me inclusa. Ecco, c'è molta incertezza e ci sono addirittura, vedo posizioni, vengono prese posizioni, ci sono opinioni contrastanti, quasi opposte, quindi... Io ho una curiosità, cioè se ne parla, perché la sensazione è che sia da parte nostra, che non viviamo nel Regno Unito, e che ne parlino più quelli che non vivono nel Regno Unito. La mia curiosità è: gli abitanti del Regno Unito, quando si trovano a cena, nei pub, discutono di Brexit, si pongono il problema delle conseguenze, o siamo più noi che ci preoccupiamo dall'esterno? Non so se è chiara la mia domanda, Veronica, perché sono stanchissima oggi, ho qualche difficoltà a essere chiara. Sì, forse non hai tutti i torti. Sto cercando di pensare l'ultima volta che ero al pub e ricordare se parlavano male che tu ti debba sforzare di ricordare, questa cosa non va bene, molto male, ma sì, no, non si parlava di Brexit in effetti. Però ecco, noi come studio, lavorando in uno studio legale, noi per forza pensiamo a Brexit perché siamo investiti di richieste, di pareri, di opinioni su Brexit da parte di perché arricchite un po' con questa ecco, è un'opportunità per uno studio legale inglese. Ecco, anche in questo senso, ad esempio, c'è chi distingue, no? A seconda dell'area di competenza, c'è chi vede un'opportunità per, ad esempio, gli avvocati specializzati in consulenza in materia, non so, regulatory, proprio per questa necessità di adattarsi, no? A quella che sarà il nuovo framework, eccetera, a livello, insomma, giuridico legale. Altri settori invece probabilmente potrebbero in prospettiva soffrire un po' di questo, ad esempio chi si occupa di transactional a fronte di una riduzione delle operazioni, no, transfrontaliere. Effettivamente adesso c'è un po' una situazione di
di stand-by, no? Perché non sapendo ancora insomma cosa aspettarsi, alcuni hanno in qualche modo preso una pausa, ecco. Ma fino ad oggi è cambiato in qualche modo il tuo lavoro da quando c'è stato appunto l'esito del referendum? Hai notato qualche spostamento di attenzione su altri aspetti che magari prima non erano? Considerato ciò di cui mi occupo io prevalentemente, no, e devo dire che io rientro forse in quell'ambito di competenze dove in questo preciso momento in realtà si richiede molto lavoro in termini di consulenza e anticipazione di quello che potrà accadere, ecco. Ci si prepara il paracadute. Sì, esatto. Colgo l'assist sull'incertezza di un possibile non accordo tra il Regno Unito e l'Unione Europea, che è un'ipotesi che comunque probabilmente non è la più probabile, però viene anche paventata da qualcuno. Questa hard Brexit. La hard Brexit o no deal, no? La mancanza di accordo. Ma io ad esempio faccio parte della Law Society, no? E loro si stanno impegnando molto, ecco, in questo senso per tutelare l'esercizio della professione forense nell'ambito appunto di tutto questo discorso Brexit, nel contesto Brexit, e si sta parlando in questo senso di fare un accordo che ricalchi il modello CETA, quindi Canada, piuttosto che addirittura stanno parlando di un modello simile all'accordo, al Free Trade Agreement fra Unione Europea e Sud Corea, perché fare quello che è più in grado di tutelare l'esercizio della professione legale. Ecco, onestamente non lo so in che direzione si andrà. Ad ogni modo io penso, voglio pensare, ecco, che non si arriverà ad un effettivamente hard Brexit, perché... Però ci sono tanti italiani che adesso vivono a Londra e che si stanno premunendo o stanno addirittura andando via o pensano di andare via a breve perché non sanno quello che potrà essere. Sì, è un fenomeno che effettivamente è reale, nel senso che lo stanno facendo alcuni individui. Ma il tuo così come consiglio, alcune sia società, per i singoli che per le imprese, lasciare il Regno Unito o restare? Crediamoci. Okay. Quindi restiamo tutti quanti nel Regno Unito. Anche tu non torni in Italia, no? Non ci vuoi tornare? Dobbiamo fare un cambio tecnico di nuovo di microfoni, scusatemi, questa sera va così, ma ne abbiamo soltanto due. Mi dicono in fondo di tenere il microfono più vicino. L'Italia è sempre l'Italia, quindi ci sta. E non so, forse sarà una questione di tempo, forse vedremo, però ecco, voglio pensare che non debba dipendere da Brexit. Beh, ma certo. Voglio pensare che se renderò in Italia sarà perché lo desidero, perché il vino è buono, Ok, facciamo subito il gioco finale così poi ci accomodiamo fuori. Ragazzi, se volete poi avvicinare Veronica per farle delle domande, ovviamente lei si ferma qua con noi fuori e a bere, per cui non avete problemi. Allora, il tratto principale del tuo carattere? Sono molto testarda. Qual è la qualità che preferisci in un uomo? Non lo so, il fatto di a volte, ecco, l'uomo non mi ha preso molto sul serio, questo mi ha dato la forza, questa determinazione di voler dimostrare invece di essere... Quindi ti capisce se hanno invece la capacità di ascolto, di apprezzare le qualità di una donna, di metterla... Sì, ecco, l'ho riscontrato poco, però ecco, quando invece ecco, e mi ha dato forza in quei casi, però ecco, se invece nell'uomo trovo questa qualità, ecco, è assolutamente apprezzata. Qual è la qualità che preferisci in una donna? Donna, sì, la determinazione. Io trovo che le donne siano estremamente forti e determinate come attitudine, indole, tendenzialmente. Qual è la qualità che preferisci nei tuoi amici? Nei miei amici la pazienza, soprattutto com'è adesso quando mi scrivono e non rispondo e dico stavo lavorando. Qual è il tuo principale difetto? Difetto che a volte non riconosco, cioè riconosco i miei limiti, però a volte cerco, sbagliando, di superarli. A volte parlo anche di limiti proprio, esatto, proprio, sì. Il dono che avresti voluto avere? Dipingevo anche, diciamo che ero anche bravetta, però poi non ho coltivato. Capito.
Qual è la tua più grande paura, se hai una paura? Paura, sì, ho tante paure, ne ho forse talmente tante che non so indicarne una, però mi rendo conto che alla fine no, paure reali forse no. Quello che mi spaventa, ecco, può essere qualcosa legato alla salute, così, oppure legato appunto agli affetti più stretti, la solitudine che mi spaventa. Cos'è che trovi affascinante in una persona, a prescindere dal sesso, quello che ti affascina? La capacità di capire una persona senza doversi spiegare troppo, cioè la capacità di cogliere le cose. Sogni in italiano o in inglese? Non sogno tanto perché non dormo tanto. Questo l'ho capito, dalle risposte che dai notturne ho capito che non dormi tanto. Quindi spero di riprendere questa attività onirica di cui non ricordo. Non ricordi la lingua di questi sogni? No, però a volte ragiono ragiono in friulano, poi mi esce in italiano, poi mi rendo conto no, che deve essere in inglese, quindi uso tutte e tre a volte. Il piatto che preferisci della cucina inglese? La cucina inglese? Ma dicono che vada forte il fish and chips, ma io lo odio, quindi no, io sono una fan del sushi, che non è proprio tipicamente inglese, ed è l'unica cosa positiva comunque del lavorare tardi in studio, perché puoi ordinare la cena, quindi tanto sushi. Senti, ma mi togli una curiosità, è vero che vai ogni mattina in ufficio con le scarpe da piedi, con le scarpe da corsa per fare sport? Certo, perché altrimenti quindi faccio un'ora all'andata, un'ora al rientro, no matter what, qualsiasi ora, condizione meteo, non importa. Le condizioni meteo, perché non è proprio. No, faccio tutto lungo Tamigi, perché io abito sul Tamigi e quindi faccio tutto South Bank, un'ora di passeggiata, non importa cosa accada. Quali sono i tuoi passatempi, se ne hai a questo punto? Perché un po' che questa domanda non sia No, non molti, anche se ho molti interessi, e devo dire che Londra in questo senso, qualsiasi cosa tu voglia fare potresti farla, quindi sì, ho tanti interessi, una grande passione a cui non riesco a rinunciare, quindi quando veramente ho tempo è la prima scelta, il viaggio. E le mete che preferisci? Le più varie, dipende. Sì, anche perché sono molto avventurosa, quindi non so che impressione do, però io sono una di quelle che parte con lo zainetto all'avventura, quindi viva. Da 1 a 10 quanto sono antipatici gli inglesi? C'è qualche inglese qua? Sì? Chi c'è di? Sì, però Evelyn. No, sono molto simpatici e devo dire che sono molto grata al Regno Unito. No, a parte gli scherzi lo sono, devo tanto al Regno Unito, e gli inglesi no, devo dire che sono un popolo sono un popolo interessante che va capito, cioè sono molto diversi da noi, quindi non è facile perché bisogna veramente capirli, sono molto diversi da noi, quindi non è facile socializzare con gli inglesi. Però quando, ad esempio, la famosa ironia inglese non è è reale anche quella, ed è una cosa che va capita. Io mi ricordo all'inizio restavo così male perché, ad esempio, in studio ricordo avevo il mio boss che mi diceva delle cose così a me sembravano proprio bruttissime, dicevo ma perché mi odia? Invece poi ho capito che era proprio l'ironia inglese, questo modo molto british di fare, che alla lunga, avendolo capito, ha finito quasi col piacermi. Sono diventata un po' io british, infatti ogni tanto lancio di quelle battute che i miei colleghi restano, gli inglesi che frequento, restano così. Vendicando, dilla tutta, perché ora ce l'hai presentata elegantemente, ma hai imparato a difenderti. Sì, ed è una cosa veramente interessante perché sono molto acuti in questo senso, però ribadisco, vanno capiti. Ti manca mai l'Italia? Sì, sempre, molto. Ho la fortuna tutto sommato di poter rientrare insomma abbastanza spesso, quindi forse questa è la condizione un po' ottimale. Ecco, devo dire, quando ero a New York ad esempio questo era un po' più difficile, quindi cioè a New York sentivi meno la mancanza? No, la sentivo un po' di più perché ero più lontana, ero proprio fisicamente più lontana, quindi era più difficile rientrare.
qui tutto sommato posso rientrare abbastanza di frequente, quindi... Ma ci sono dei momenti particolari in cui la senti di più questa mancanza dell'Italia, oppure qualcosa dell'Italia che ti manca? Io mi ricordo per esempio un periodo lungo in Germania, tutto in ordine, pulito, perfetto, mi mancava il casino italiano. Sì, è vero, La è confusione, verissimo. il rumore, cioè... Anche perché gli inglesi sono molto precisi, come dici tu, è vero, anche nel Regno Unito si nota una maggiore efficienza, anche nei rapporti, questa correttezza e tutto quanto, e a volte forse manca quello che quando ero in Italia criticavo l'Italia, gli italiani, c'è anche vuoi un po' la flessibilità o quella il parlare a voce alta, un po' ecco il colore in senso metaforico dell'Italia, quello su cui poi gli inglesi fanno anche tanta ironia, perché poi io sono oggetto da italiana barra straniera di grandi battute e battutacce. Quindi. Ultima domanda seria: New York, Londra o Sant'Eliseo di Maiano? Ho letto bene? Sant'Eliseo di Maiano è l'ombelico del mondo. Beh, sei anche vicino a casa mia, sono pagata, per cui ti è venuta sete? Andiamo bene un po'. Sì. Allora ragazzi, ringraziamo tantissimo Veronica Ganzitti, è stato per me. Grazie a voi. Ci accomodiamo fuori a fare l'aperitivo e noi ci diamo appuntamento per il 23 maggio con Eric Lungo. Grazie. Così